e moi, Dr. Dre, CRC Posse, Degastet e Basciu, ascolta e mi moi. Nel grande stato italico vige ancora il veto cattolico. Chi ragiona è un eretico, un irresponsabile sacrilego. Nel grande stato italico è vietato criticare quei predicatori che vogliono negare, proibire un diritto civile elementare. E se li contesti sei tu il criminale, sono i nuovi profeti della verità, allergici all'uso della critica, sempre pronti a benedir l'America, o meglio la sua potenza bellica. Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi? Il supremo alleato atlantico cerca di imporre un pensiero unico. Chi ragiona con il cuore e con la logica, per loro è di sicuro una forza terroristica. Hanno una lista tutta quanta nera, giudicano i popoli della terra intera, finanziano una scuola militare a Panama dove si addestrano dittatori del Sud America, esportatori di democrazia, bombe su bombe giù a Nassiria. A Fallujah col fosforo bianco hanno bruciato una città con la gente dentro. Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi? Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi? Allora, non ci sono soldi per servizi sociali, sono sempre in aumento le spese militari. Hanno inventato un nuovo aereo da guerra, il governo italiano ne prenota 130 e non te lo racconta certo il TG1, che costa miliardi e miliardi di euro. In linee sono decine di migliaia di miliardi depredati dalle tasche degli italiani e dei sardi. Strumenti necessari per la guerra permanente porteranno morte e distruzione in Medio Oriente, chiamando la missione di pace, cercando di zittire la nostra voce. Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi? Noi, per una volta, facciamo noi la lista. George Bush è il primo terrorista, seguono a ruota i suoi servi occidentali, ma non dimentichiamoci le multinazionali. La Coca-Cola c'ha sulla coscienza tutti quei sindacalisti ammazzati in Colombia. Le ditte del petrolio fanno stragi in Nigeria, Walt Disney paga gli operai 20 centesimi l'ora. E il terzo mondo aveva chiesto un debito, l'Occidente ha dato credito, ma tasso stratosferico. Quel debito è cresciuto in maniera esponenziale, ogni tanto in Africa chiude un ospedale. Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi? Criminali siete voi e lo dite sempre a noi, perché critichiamo voi, ma che colpa abbiamo noi?